Gianni Pittella, europarlamentare, presidente del gruppo Socialisti e Democratici, e a Pordenone, qui in occasione di Pordenone Legge, presentare il suo ultimo libro, Scusate il ritardo. Ecco Presidente, si può veramente colmare il ritardo del Sud? Certo, si deve colmare se vogliamo il bene dell'Italia e dell'Europa, perché un'area che corre meno delle altre non è un bene, ma non è un bene anche per il Nord, non è un bene per la stessa Europa. C'è un PIL basso, una crescita del prodotto interno lordo basso, perché ci sono aree dell'Europa, tra cui il Mezzogiorno, che corre in maniera lenta. E come si fa? Si fa attraverso correzioni da fare a se stessi. Io sono meridionale e dico che alcune colpe le abbiamo anche noi. Una politica nazionale che sia più attenta, e Renzi lo sta facendo, gli accordi e le intese con le regioni, con le città metropolitane sono in questa direzione, un uso dei fondi europei insieme ai fondi nazionali e insieme ai fondi privati in una programmazione unitaria, la possibilità che le regioni collaborino tra loro per finanziare progetti multiregionali, quindi rendere produttiva la spesa e non concentrarla sui micro o i mini interventi che sono finalizzati più al consenso che allo sviluppo. Poi ovviamente la lotta alla criminalità e la costruzione di un civismo maggiore. Io poi penso ad una idea, ne parlo nel libro, che è quella della zona economica speciale, dell'individuazione di alcune zone economiche speciali nelle quali dentro il Mezzogiorno vi sia la possibilità di investire a tassa zero, a fiscalità zero e con un iter burocratico che sia velocissimo. Nei prossimi mesi è in programma l'appuntamento politico più atteso dell'anno, il referendum sulle riforme costituzionali. Ci può dare la sua posizione? Sui contenuti della riforma io penso sinceramente che non vi sia alcuna possibilità che vinca il no. Credo che vi siano pochissimi cittadini italiani che vogliono mantenere un sistema bicamerale perfetto, stupido, se mi si passa l'aggettivo, stupido, perché due Camere che fanno la stessa cosa è una cosa sciocca, che poteva essere intelligente, ed era intelligente quando si doveva superare il fascismo, ma oggi sinceramente avere due Camere che fanno la stessa cosa, che si rimballano le leggi, che mettono una virgola e torna la legge alla Camera, e mettono il punto e virgola e torna la legge al Senato, e così la legge si perde e si dà al governo la possibilità di fare i decreti legge. Quindi il superamento del bicameralismo perfetto è una cosa saggia. Chiunque voglia cimentarsi sul merito non può che dire sì al referendum. Poi se invece il referendum viene trasformato in una sorta di sondaggio su chi vuole Renzi e chi non vuole Renzi, chi vuole far cadere il governo e chi non lo vuole far cadere, questa è una distorsione di un istituto importante che mette nelle mani degli italiani una riforma storica. Ci hanno provato tutti, anche quelli che oggi la denigrano, a farla questa riforma. Lo stesso D'Alema, che oggi la denigra, l'ha provata e non c'è riuscito.